Ditemi voi quando siamo in collegamento. Bene, un benvenuto a tutti, un ringraziamento in particolare agli amici del gruppo culturale Giacomo Zanella e i complimenti al dottor Mario Bardin che ha portato a termine l'impresa più che ventennale condensata ai 3 volumi dell'analisi dell'opera poetica del poeta vicentino, resa possibile grazie anche a un aiuto arrivato dalla Regione. So bene che a molti Giacomo Zanella appare essere un poeta irrimediabilmente datato, ma di ben altro parere furono i suoi allievi più capaci, da Fedele Lampertico, Luigi Luzzati, da Antonio Fogazzaro, a Vittorio Anganora o a Giuseppe Fraccaroli, per citare i più noti, autentici spiriti illustri che hanno segnato la storia politica ed economica non solo di Vicenza o del Veneto, ma dell'Italia sabauda, dell'Europa e della storia della letteratura italiana sul finire dell'Ottocento. Come ebbe a scrivere Arturo Graff, egli possedeva insuperabile il magistero di farsi amare e di innamorare gli altri al sapere, riuscendo peraltro a unire alla divina poesia l'esercizio umano che a detta del Pascoli più con la poesia si accorda la scuola. La grandezza di Giacomo Zanella risiede in questa sua abilità di educatore, nel suo essere autenticamente maestro, ma anche nella straordinaria capacità di conciliare in anni di dure contrapposizioni fede cattolica e progresso scientifico, temi apparentemente contrastanti, ma che nella sua poesia trovano invece una sintesi armoniosa. La sua opera più emblematica, La conchiglia fossile, è proprio un esempio magistrale di questa fusione. Un fossile diventa pretesto per una profonda riflessione sul rapporto tra creazione divina ed evoluzione naturale. Giacomo Zanella utilizza, come farà il Pascoli, o in anni più prossimi a noi Pasolini, forme metriche classiche per affrontare temi modernissimi: il progresso tecnologico, le scoperte scientifiche, i cambiamenti sociali, economici e geopolitici che stavano mutando l'orizzonte europeo. Ma ciò che lo rende davvero speciale è la sua capacità di mantenere uno sguardo sereno e costruttivo sul progresso senza mai rinnegare la sua fede, né chiudersi alle novità del suo tempo. E qui voglio sottolineare un dato a mio avviso importantissimo di Giacomo Zanella: la sua scelta di libertà anche davanti all'oppressione straniera, perché non dimentichiamo mai che la sua poesia, la scelta della lingua e l'apparente semplicità dei temi scelti in realtà rispecchiano il bisogno della difesa dell'identità locale, i suoi valori, le sue tradizioni in garbata ma ferma polemica con l'occupante austriaco. In questo l'abate Zanella è veramente espressione del contesto vicentino, della città, ma anche di centri minori come la Natia Chiampo, Monticello Conteotto. Proprio stamattina sono passato davanti a Villa Zanella e pensavo a quello che aveva appunto fatto qui oggi. Un contesto straordinario, purtroppo trascurato, mi permetto di dire, perché non dimentichiamo che Vicenza fu la città, dopo Venezia, ad opporre la lunga e strenua resistenza agli austriaci con l'insurrezione nel 1848, per ben 3 mesi di resistenza contro uno dei più potenti eserciti. Vicenza era la città di Giacomo Breganze, che ebbe tra gli altri un ruolo non marginale nella formazione di Giacomo Mazzini, la città di Sebastiano Tecchio, più volte ministro e presidente del Senato del Regno di la città di Domenico Pittarini e dello stesso scledense Arnaldo Fusinato o di Antonio Caregaro Negrin, ma anche di Pier Eleonoro Negri, Domenica Caiolato, Luigi Cavalli. Ed è interessante vedere come a fianco di spiriti laici, massoni e garibaldini, anche la Chiesa vicentina seppe esprimere figure di primo piano nella resistenza anti-austriaca e nell'afflato di libertà che, come con Zanella, ma anche con Don Giuseppe Fogazzaro o Don Giovanni Rossi, finiti poi in esilio a Firenze dopo appunto i fatti del 48. In ciò dimostrando che la religiosità berica non era simbolo di oscurantismo, ma grande esperienza positiva che vede appunto in Giacomo Zanella una sintesi naturale. Quindi abbiamo sicuramente di fronte appunto questa vita e queste opere che Giacomo Zanella seppe fare appunto in periodi non semplicissimi. In conclusione, Giacomo Zanella rappresenta una figura emblematica della poesia e della vita italiana dell'Ottocento,
un poeta capace di coniugare fede e ragione, tradizione e modernità, l'impegno di libertà, innovazione con la difesa della consuetudine. La sua vita e la sua opera ci offrono un esempio di impegno culturale e umano, una testimonianza preziosa del nostro patrimonio non solo letterario, e fanno di Zanella un poeta militante, non diversamente da altri grandi della letteratura italiana che compresero il ruolo di maestro che spetta non solo al docente, ma anche a chi dall'alto della propria poesia vede lontano. Io devo appunto ringraziare il gruppo culturale Giacomo Zanella e soprattutto Mario Bardin per averci dato l'occasione di riflettere su tutto ciò e altro ancora appunto spronandoci a ripercorrere la Vicenza dell'Ottocento, le sue contrade, i suoi paesi, magari rileggendo le poesie di Giacomo Zanella, autentico cantore di un piccolo mondo antico che non è perso nel tempo, ma ancora vivo e capace di parlarci grazie ai suoi versi. E questo ci permette anche, ripeto, facendo tesoro di quello che Zanella scriveva in quel periodo, anche magari di guardare al futuro con un po' di ottimismo. Grazie ancora e buona giornata. Uso questo? Sì? Ok, benvenuti, buongiorno a tutti, anche a coloro che eventualmente ci stanno ascoltando all'esterno. Mi è molto piaciuto l'esordio, così anche tecnico e contemporaneamente umano del Presidente. Vorrei dirvi che Zanella nasce nel 1820, quindi copre uno spazio dell'Ottocento piuttosto significativo, muore nell'88. Per inquadrare qualcosa del genere, dunque nel 20, l'anno dopo, sapete che muore Napoleone. Beethoven sta iniziando a scrivere la sua ultima nona grande sinfonia e Canova morirà nel 22. Quindi Zanella di fatto riprende, come dire, le grandi figure Canova, Beethoven, Napoleone del Settecento, dell'ultima parte del Settecento, e poi viene proiettato in avanti i suoi studi in seminario. Lui è sacerdote, diviene sacerdote proprio anche in anticipo e ha bisogno di una dispensa papale poi per esercitare, professore in seminario, ha una lunga carriera, professore poi a Padova e poi magnifico rettore negli anni 70 a Padova, dove rimane per molto poco perché non riesce forse a resistere alle pressioni, perché quell'abito, il fatto di essere prete in un secolo così laico come è stato l'Ottocento, così problematico, in cui soffiava l'aria del positivismo e contemporaneamente al darwinismo, ha fatto sì che probabilmente venisse messo in cattiva luce presso i colleghi e presso l'ambiente. Non solo, ma lui, essendo sempre rimasto fedele al suo abito, a differenza di altri che per la carriera lo hanno anche buttato via, ha pagato in due maniere. In una maniera, come dire, esterna della carriera stessa, ma una anche interna, che è quella più grave, con delle depressioni ricorrenti, di cui una veramente importante, per non dire imponente, negli anni 70, in cui praticamente per ben 3 anni rimane chiuso in casa con le visite vietate a tutti. Quindi parliamo di una depressione veramente forte, nemmeno i suoi amici riuscivano più ad andarlo a trovare. Alla fine del secolo noi vediamo che dalle candele di quando nasce Giacomo Zanella, la Scala di Milano con 2500 lampadine elettriche illumina la prima di Gioconda. Un ingegnere tedesco di nome Benz ha già inventato il motore, e la Benz sarà la Mercedes, e un collega tedesco di nome Koch riesce nell'impresa di isolare il bacillo della tubercolosi, 1882. L'Italia, che era disunita, la troviamo unita e anzi impegnata in una campagna, la prima coloniale, in Eritrea. Quindi il mondo che ha visto Zanella è un mondo totalmente cambiato ed è un mondo i cui cambiamenti noi li vediamo ben espressi nella sua opera, perché lui ha un'intelligenza assolutamente fuori dal comune, una sensibilità straordinaria, per cui recepisce contemporaneamente i temi della scienza e i temi della natura. Direi che parte proprio da bambino con i temi della natura, accompagnato da una reduce delle campagne napoleoniche, e lì dà quasi una sintesi di quello che sarà
nella sua opera poetica, cioè questo afflato verso la natura che gli deriva senz'altro da quei primi 9 anni trascorsi tra le colline del Chiampo. Al contrario, i problemi della scienza gli derivano probabilmente da un'idea che lui si era fatto, che lì si poteva creare un vuoto poetico, e lui tenta di coprire questo vuoto diventando il poeta della scienza. Lascia alcuni memorabili liriche, no? In particolare le conchiglie appunto già citata, ma anche altre. A me piace moltissimo il Milton in Galileo, in cui proprio negli anni 70 circa fa un raffronto scienza e fede con un poemetto poetico di altissimo valore che abbiamo anche trasposto in una versione teatrale per renderla un po' più semplice, in un'oretta anche accettabile, amabile nella sua complessità, in cui il poeta inglese si va a trovare Galileo, un po' difficile, no? Data la Controriforma, ma nell'immaginario poetico ci sta, e questo raffronto tra i due apre uno spaccato in questo dialogo così forte, no? Già nei nostri tempi sentiamo ancora questo dialogo scienza e fede, pensate nell'Ottocento, in un secolo in cui appunto soffiava il positivismo, cioè si credeva solamente a quello che si poteva in qualche maniera dimostrare. A rendere ancora più complesso il periodo di Zanella c'è lo scienziato inglese, un grande, Darwin, il quale, come tutti sappiamo, fa delle supposizioni molto avanzate, ma non nuove nella storia, riprendendo una letteratura che già da fine Settecento era abbondante, e progetta quel suo immortale ragionamento su dei confronti nell'evoluzione tra l'uomo ed esseri animali simili. Ecco, questo forse Zanella non è mai riuscito a capirlo in pieno, perché si credeva ancora alla creazione biblica, no? E quindi l'evoluzione veniva lasciata un po' in parte, però questi echi saranno molto forti. Negli anni 70 vi dicevo di questa forte depressione che praticamente tutte le antologie o le letterature associano alla morte della madre. Personalmente, così dalle ricerche che noi abbiamo fatto, la madre è sicuramente un argomento importante per Zanella, lui era innamorato della madre, però non dimentichiamo il fatto che Zanella è stato rifiutato da un ambiente. La madre di Zanella nel 1870 era la Società Padovana, e la Società Padovana, per una specie di riflesso, lo elimina appunto perché portando anche una veste da prete era difficile continuare su quella strada. Il nostro progetto, abbiamo qui l'editore che mi ha dato veramente una mano sostanziale e che ringrazio, grazie infinite Luigi, mi ha seguito in tutti questi anni, di cui abbiamo fatto questa pubblicazione. Adesso gli passo la parola perché nel merito della pubblicazione vorrei che entrasse lui che l'ha seguita molto. Grazie Mario. Grazie Mario. Allora, dopo questo profilo che Mario Bardin così ha tessuto di Giacomo Zanella, io volevo parlarvi un po' del progetto editoriale. Come editore, poter innanzitutto stampare un libro che è il frutto di addirittura 20 anni di ricerca, dove ogni parola è una parola pensata, meditata, per un editore veramente è il massimo. Io mi riallaccio a una riflessione che ha fatto Roberto Calasso, che probabilmente è stato l'ultimo dei grandi editori italiani, il quale dice che alla fine un editore pubblica un libro e questo libro è composto di tanti capitoli, ogni capitolo è il libro che lui ha pubblicato. E allora io ho percepito che pubblicando il libro di Mario Bardin, del gruppo Zanella, in ben 3 volumi, io stavo in qualche modo scrivendo la storia della mia casa editrice. Se la mia casa editrice sarà un giorno ricordata, sarà proprio anche, probabilmente anche, per questo libro. Quindi per me è stata una cosa veramente molto importante. Mario poi ha voluto che il libro fosse bello anche sotto l'aspetto fattivo e quindi lo abbiamo anche curato proprio nei materiali. Però, come sempre, è il contenuto del libro che è importante, su 2 piani. Il primo, vedete, noi abitiamo nell'Alto Vicentino, dove ci sono strade, piazze, musei, biblioteche, statue dedicate allo Zanella, scuole. Però stavamo perdendo il significato di questa mappa profonda. Sembrava semplicemente un nome civico, impersonale, scrivo nell'introduzione, come i numeri.
Mario Bardin ci ha dato la ragione di capire perché noi abbiamo riconosciuto a Zanella questo privilegio di avere proprio le strade a lui intitolate, perché Mario Bardin ci ha fatto capire noi siamo una stirpe. Siamo una stirpe, la parola stirpe viene dal greco, significa tronco, ramo, siamo una discendenza. E per essere una discendenza dobbiamo avere una familiarità che non è quella banale del sangue, ma è quella profonda di una cultura condivisa. Ha detto bene prima il Presidente. Giacomo Zanella su 2 piani ci ha insegnato a essere una stirpe. Sul piano culturale, perché in tutta l'opera di Zanella c'è la Grecia, c'è Roma, c'è il Rinascimento italiano e c'è anche la cultura europea, per cui Giacomo Zanella veramente ci ha dato proprio un'idea e contenuti di cosa significhi essere vicentino, veneto, italiano e europeo. E poi perché Giacomo Zanella è riuscito anche a darci le parole dei nostri paesaggi. Cioè sul piano culturale, ma anche sul piano naturale, ci ha dato le parole per capire, per dare proprio immagine ai nostri tramonti, ai nostri fiumi, l'Astichello, il Chiampo, per darci proprio parola ai nostri cieli. E quindi credo che sia bello che oggi noi possiamo ridare significato a cosa vuol dire in un mondo così pieno di tanti stirpi, dare proprio significato e profondità a quella che è la nostra stirpe, nella condivisione, nell'accoglienza di tutte le altre culture, ma avere chiaro che cosa è essere appartenenti a quella determinata famiglia. L'altra cosa che invece ha fatto Mario Bardin, secondo me assolutamente geniale, ha capito che Giacomo Zanella, che era più colto di Manzoni, però Giacomo Zanella soffriva della sua profonda erudizione. E Mario Bardin ha capito che l'esercizio della conoscenza, che è proprio dell'erudito, alla fine soccombe sull'esercizio del pensiero, che è proprio dell'intellettuale. Oggi noi, soprattutto noi uomini del nostro tempo, perderemo il confronto con il computer, con la macchina, con l'algoritmo in termini di erudizione. Ci sarà un algoritmo, un computer che sarà molto più erudito di noi perché avrà modo di attingere a tutte le conoscenze della rete. Ma mai un computer sarà in grado di elaborare, di esercitare il pensiero come fa un intelletto critico, cioè quello proprio dell'intellettuale. Mario Bardin ha messo da parte, non l'ha messo, cioè è riuscito a tradurci lo Zanella erudito attraverso la parafrasi delle sue poesie e poi ha composto delle prose che sono invece delle letture sulle intuizioni proprio intellettuali di Giacomo Zanella. Quindi noi non abbiamo più lo Zanella che ci ha passato la tradizione del Croce, eccetera, cioè Giacomo Zanella, autore erudito, ma attraverso Mario Bardin abbiamo un nuovo Zanella intellettuale, cioè colui che esercita il pensiero. E proprio allora, Mario, io vorrei porti delle domande, perché quello che ha fatto una delle opere di Zanella è proprio un esercizio, i parallelismi. E Zanella è riuscito a mettere in parallelo il proprio mondo con il mondo antico e anche mettere in parallelo, come dicevamo prima, mondi completamente diversi come quello della scienza e della religione, della natura e della cultura, della natura e della scienza. Mario Bardin, nello stesso modo, è riuscito a mettere in parallelo il mondo di Zanella, i contenuti intellettuali di Zanella con il nostro tempo. E quindi vorrei porre a Mario Bardin una riflessione innanzitutto sulla nostra Italia. Zanella ha avuto anche il privilegio di poter sperare in un'Italia unita e di poi vedere l'Italia unita. Dall'unità d'Italia all'Italia unita. Questo è il tempo dello Zanella. E allora volevo chiedere a Mario
una riflessione sull'Italia dello Zanella che diventa unita e sull'Italia nostra di oggi che è un'Italia unita in un contesto così ampio che è quello non solo europeo ma del mondo occidentale. Domanda molto articolata e complessa. Bisogna partire dagli anni 20, appunto il momento in cui nasce Zanella, e capire i personaggi che hanno, come dire, portato avanti questa fiaccola dell'unità, ma non solo dell'unità italiana, ma anche dell'unità, se vogliamo, europea o dei vari stati. Nel momento in cui nasce Zanella, Verdi e Wagner nascono nel 1813, pochi anni prima. Questi due autori, accanto a tutto un filone che si chiama romanticismo, hanno contribuito fortemente all'affermarsi degli stati e della coscienza all'interno di un'Europa che si stava veramente diversificando dopo le traversie napoleoniche. Questa Europa e questa Italia in particolare hanno trovato come dire, la loro spinta unitaria, forse questo è il maggiore punto da discutere, non tanto nelle vicende del popolo. Il popolo è rimasto fondamentalmente estraneo anche al primo grosso movimento che è il 48. Se noi, io l'ho analizzato, no, la composizione dei famosi 1000 garibaldini che partono, attenzione perché non c'è nessun operaio, la gran parte sono medici, avvocati, farmacisti e quasi 500 artigiani e commercianti. Quindi è la classe che lavora, cioè la nuova borghesia, che crede in questa unità d'Italia, ma il popolo rimane ben lontano da tutto questo. Massimo d'Azeglio è scritto in tutti i libri di storia, ne esce con una sintesi piuttosto esemplare, sostenendo che adesso abbiamo fatto l'Italia, quindi il Parlamento era già quasi a Roma, e adesso abbiamo il problema di farli italiani. L'impresa è lì. Cioè, tutta la storia dell'uomo ha insegnato che unire i popoli è facile, tenerli uniti quasi impossibile. Lo vediamo ancora attualmente su famenti locali in alcuni stati, le diversità e diversificazioni presenti all'interno di questi stessi stati. Ebbene, l'Italia non è andata diversa. Vi cito solo un esempio. A fronte di tutto questo entusiasmo, pensate agli anni immediatamente seguenti al 60, in cui i Savoia hanno pensato che non era l'unità d'Italia, ma era un'estensione del proprio territorio, un'estensione di Savoia stessi. E quindi le ragioni che si ribellavano, cioè in sostanza coloro che non volevano partire militari e andare a fare militare magari in Piemonte o in Lombardia, erano considerati dei banditi. E quindi lì nasce il banditismo, cioè quello che viene così definito da nord, mentre dall'altra parte viene definito come un rifiuto della supremazia sabauda. Su questo tema c'è proprio un poemetto piuttosto esteso e complesso di Zanella, che è Il piccolo calabrese, in cui mette a fuoco, non capendole però bene le varie difficoltà, ma in cui insiste che appunto questa unione di patria praticamente si svolge tra buoni e cattivi, quando invece i problemi erano fondamentalmente molto più profondi. Il banditismo ha creato un numero di morti imprecisato. Prima il Presidente aveva citato Eleonoro Negri. Eleonoro Negri è un vicentino, il quale ha comandato proprio un bel trappello di bersaglieri e su 2 comuni della campagna ha sterminato tutti quanti gli abitanti. Premiato, decorazioni, eccetera. Quanti morti non si sa, però i registri parrocchiali dei due cittadine parlano di circa 800 funerali. Poi anche lì, nei funerali forse venivano messi coloro che sarebbero dovuti partire per la leva, perché era meglio considerarli morti che non disertori di nuovo. Quindi insomma questa unificazione è stata veramente, veramente complessa, al punto che stiamo ancora interrogandoci sulle problematiche della nostra unità d'Italia. Ma vi dicevo che forse quest'Italia nasce appunto nel sogno degli artisti prima che non nel cuore degli italiani e del popolo appunto in particolare. Zanella non può capire realmente questo fenomeno perché, per esempio, in tutto il Sud Italia non solo era vietato ai giornalisti entrare e rendicontare quello che stava succedendo, ma gli stessi parlamentari italiani non potevano entrare, quindi
i generali sabaudi hanno fatto quello che hanno voluto. E soprattutto quella storia lì è stata scritta in maniera doppia, nel senso che da una parte si legge come normalmente avviene nei libri di storia, dall'altra, se noi parliamo con gli storici del Sud, sono molto critici su questa operazione. Nitti in particolare, che poi è stato anche il Presidente del Consiglio, negli anni 20, rifacendosi alle vicissitudini di quasi 50-60 anni prima, dirà che per i cafoni del Sud le alternative erano due: o briganti o emigranti. Mi è molto piaciuta una definizione di Montanelli, il quale dice no, si sbagliava, perché qualcuno di là è riuscito ad essere brigante ed emigrante. E comunque questa nostra Italia evidentemente nasce con grande entusiasmo, ma questo entusiasmo si va lentamente affievolendo. Perché? Perché lo Stato è carico di debiti e questi debiti devono essere risolti. Per risolvere i debiti bisogna imporre nuove tasse. Per imporre nuove tasse, quella più semplice era la tassa sul macinato. Il pane dovevamo mangiarlo tutti e quindi i nostri antenati si sono presi un rincaro forte, immediato da parte della destra storica che governava in quel momento. 1876 si arriva al miracolo, pareggio di bilancio. Questo pareggio di bilancio è costato la testa al Presidente del Consiglio. Da lì comanderà poi la sinistra, che non toglie però la tassa sul macinato, se non dopo qualche piccola riduzione e poi lentamente nei vari anni, ma lo hiatus, il distacco col paese, si era ormai creato. Come bisognava risolverlo? Emigrando. I due grandi porti di emigrazione erano Genova da una parte e Napoli dall'altra. Dapprima l'emigrazione nostrana, chiamiamola così, si fa sui terreni vicini, quindi si passa nell'impero asburgico, si passa un po' in Francia, eccetera, e poi si prende la nave definitivamente, vendendo tutto quello che c'è, e questo è un altro tema narrato appunto dallo Zanella. Anche lì Zanella però ha un atteggiamento ambivalente, perché da una parte partivano i fittavoli e quindi i suoi amici citati, Lampertico, Fogazzaro, perdevano manodopera, dall'altra contemporaneamente come prete, e anche come prete socialmente impegnato, capiva che queste persone non avevano scelta. La scelta era quella di abbandonare tutto, cioè di abbandonare un destino certo e andare incontro a qualcosa di incerto che era senz'altro meglio. E lui descrive in vari sonetti, in vari passaggi, e contrapponendo alcuni personaggi stessi questa diversità di opinione sull'unione dell'Italia, che comunque alla fine per lo Zanella sarà veramente amara. Verso la fine degli anni ha anche un rapporto con la Chiesa, scrive in versi latini una bella poesia al nuovo Papa Luigi XIII, invitandolo finalmente a lasciar perdere la disputa con il Savoia per la perdita dello Stato Pontificio e unire sotto la stessa croce una stessa bandiera. Quindi Zanella è stato veramente a 30 anni avanti i patti lateranensi, avviene questo, quindi con una lungimiranza estrema e vissuta sul proprio campo. Bene, però credo che Zanella avesse anche una grande fiducia nel progresso della scienza. E allora volevo chiederti, Mario, oggi un grande scrittore, ormai 30 anni fa, ha detto l'uomo è così intelligente e così stupido che è in grado di creare la bomba atomica con la quale riesce anche a sterminare l'umanità stessa. Oggi ci troviamo di fronte quasi a una stessa contraddizione. L'uomo è così intelligente che riesce a creare quelle macchine che sostituiranno l'uomo in certe funzioni che sembravano essere assolutamente umane. Allora, Zanella credeva nella scienza e oggi cosa potrebbe dire della tecnologia, che è proprio il mezzo di cui si serve la scienza per raggiungere ulteriori risultati stupefacenti, ma nello stesso tempo anche così che inquietano, perché alla fine è messa in crisi la stessa posizione dell'uomo che ha creato questi marchingegni. Faccio un piccolo spiraglio sulla tecnica. A metà Ottocento, pensate, erano già tirati i fili del telegrafo sotto l'Atlantico. Per cui quello che capitava negli Stati Uniti si sapeva esattamente nello stesso momento. In uno dei poemetti di Zanella abbiamo il contingente
dei Savoia, allora no, in Crimea. Ebbene, in Crimea sapevano esattamente quando morivano i propri soldati. Tempo reale. Per inciso, quella campagna in Crimea, che è stato un capolavoro politico di Cavour, no? I piemontesi mandati in forze, circa 15.000, tanto che il Parlamento sabaudo, le sinistre, dicevano che non sono stati inviati, sono stati deportati. Ebbene, ne muoiono 17 in battaglia, 1.500 per colera. Quindi l'autentico vincitore della guerra in Crimea è stato un bacillo che non si riusciva ancora a individuare, perché è quello che fa poi fermare anche le grandi potenze, perché lo sterminio del colera in Crimea ha fatto sì che alla fine, insomma, si decidessero per una pace. Zanella è stato affascinato, attratto appunto da questa travolgente scienza dell'Ottocento, spesso applicazioni del '7. Pensate che la prima ferrovia, il primo treno andava a 17 km all'ora, nel giro di 20 anni faceva 120. Quindi chiunque lì sarebbe stato abbagliato da tutto questo, ed è un tema ricorrente, ma è un tema ricorrente a cui Zanella mette sempre una postilla: l'etica. Cioè, la scienza deve essere dominata dall'etica. E non è diverso poi, a proposito del mito di Galileo, anche la vita di Brecht. Brecht, che è senz'altro uno scrittore del Novecento, di sinistra, no? Un importantissimo commediografo, nella sua vita di Galileo alla fine invidia i medici, perché dicono i medici hanno nel loro giuramento un'etica che noi scienziati al contrario non abbiamo. E Zanella proponeva questa etica, un manifesto tra virgolette così degli scienziati, non in maniera esplicita ma in maniera quasi scontata, e naturalmente Zanella lo vedeva tutto attraverso il filtro della religione, ma l'etica probabilmente è anche qualcosa di superiore alla religione specifica ognuna per sé. L'etica è qualcosa che già all'interno dell'uomo noi possiamo trovare. Quindi lo Zanella è entusiasta da una parte e critico contemporaneamente dall'altra, proprio nel modo di applicare i risultati scientifici. Un tipico esempio è praticamente nel 1870, quando c'è l'invasione prussiana in Francia, e sapete che c'è il mega assedio di Parigi, in cui praticamente non esiste più quasi la cavalleria, esiste un'artiglieria potentissima e soprattutto la scoperta che il caricamento dei fucili non è più da davanti ma è da dietro, quindi si poteva caricare e sparare stando sdraiati, e i prussiani avevano già questo vantaggio. Ma tutto il momento l'opera culminante di Zanella, che finisce sempre con immagini di Dio sopra, ha un'etica. Sì, la risposta è proprio l'etica, anche per la nostra tecnologia, per tutte le app, i software che fra poco avremo nella nostra vita tutti i giorni. Solo l'etica veramente ci potrà salvare. Io volevo farti un'ultima domanda, ma a un certo punto prima si è parlato di Zanella depresso, e lui ha il sogno di questa casa che è un tempietto greco, però è anche una mezza chiesa di campagna, eccetera. Lui si ritira lì proprio quasi come una fuga dal mondo. E poi volevo chiederti, anche come medico, oltre che come letterato e studioso di storia, eccetera, come è guarito lui da questo momento di depressione, di sofferenza psichica forte che ha avuto, e se anche tu leggi nella casa in riva all'Astichello un desiderio proprio di uscire dal mondo, di un ritiro da un'umanità che un po' forse lo aveva anche così deluso. Cominciamo dalla fine della domanda. Come si esce da una depressione? Questa è una domanda principe. Allora, un po' anche per esperienza, ci sono i medici ovviamente, ci sono i psichiatri, ci sono istituti specializzati che però non si sa mai come va a finire, c'è sempre un punto interrogativo al di sopra di queste terapie. Però una cosa è certa generalmente, che quando uno coglie che il male di un altro è superiore al proprio, ne viene fuori. Zanella, in questi 3 anni in cui è rimasto chiuso in casa, in cui, vi dicevo, nemmeno gli amici praticamente avevano accesso, se non veramente limitato, vede che uno di questi amici o di questi conoscenti soffre di una malattia più grave di lui e addirittura muore. Da lì prende, come dire, improvvisamente coscienza
che la vita può essere qualcosa di più grande che non anche una depressione devastante. E quindi faticosamente ricostruisce le sue amicizie, e però non può più ritornare alle stesse prerogative ante la malattia, e quindi decide di dare le dimissioni, ovviamente, da rettore di Padova. Ripeto, è durato ben poco, però a volte le procedure burocratiche sono più lunghe. Le dimissioni vengono accettate e lui, con l'aiuto anche dei cugini, per inciso Zanella, poteva anche permettersi alcune digressioni col governo austriaco, perché uno dei cugini erano i conti Caldonazzo e l'altro era Alessandro Rossi, cioè il capitano di industria di Unimpero, la più grande azienda d'Italia in quel momento. Io sono sicuro che entrambi gli hanno dato una mano. E quindi Zanella non si è mai trovato sul lastrico, tra virgolette, no? Al punto che a un certo punto individua un territorio in riva all'Astichello, dove mediatore, fatalità, è il cugino Caldonazzo, e lui prende e costruisce questa villetta. Naturalmente in tutti i testi è scritto, c'è questa fuga dalla realtà, no? Praticamente in cui io mi costruisco qualcosa, c'è addirittura un'ansa quasi intorno alla casa, mi isolo in aperta campagna e non voglio più saperne di niente. Anzi, lo dichiara lui stesso nel primo sonetto delle Sillogi Astichello, dichiara che lui vuole prendere le distanze dal mondo. Ma non è detto che una dichiarazione di intenti poi corrisponda alla realtà di 10 anni che gli rimangono ancora da vivere. E di fatto lui mantiene un insegnamento a Vicenza, seppur, tra virgolette, privato, riceve tutte le sue allieve, circa 200 di queste scrivono poesie, tra cui appunto quella maggiore citata, l'Aganor, no? Quindi lui come insegnante è stato assolutamente importante e ha seminato esattamente quello che deve fare un insegnante, determinando spesso il futuro di queste ragazze. Però se noi leggiamo questi sonetti, a volte complessi appunto da un punto di vista anche del linguaggio, troviamo che i temi sociali non sono meno importanti e meno preponderanti dei temi naturali. E quindi lo Zanella non si è ritirato, ma affronta da casa sua i temi sociali vedendoli con una certa lontananza, ma non sicuramente con meno vis e polemica di quanto non ne avesse avuta prima. Quindi gli scontri sui suoi sonetti sono veramente terribili e sono veramente anche spietate alcune analisi che lui fa sui regnanti di quel momento, sul Parlamento, accusandoli di essere veramente dei ladri e disprezzandoli con dei paragoni irriverenti rispetto ai quali, per esempio, il Solone mitico greco sarebbe stato qualcosa di assolutamente importante. Quindi ha dei paragoni con una ironia sottile, ma che evidentemente si capiva, che non prevedono un'alienazione del pensiero rispetto ai fatti che stavano effettivamente accadendo. Di lì a poco, per inciso, ci sarà lo scandalo della Banca Romana. Ecco, quindi, insomma, evidentemente era nell'aria questo momento di estrema difficoltà delle nostre istituzioni, no? Che poi si è anche riversato contemporaneamente nelle campagne sciagurate condotte nel Corno d'Africa, in cui hanno sperperato quelle risorse che avrebbero potuto investire proprio nelle infrastrutture che mancavano a questo Stato, mettendoli lì dove alla fine sono stati anche sconfitti amaramente e con stupore, perché c'era ancora l'idea della preeminenza dell'uomo bianco rispetto all'uomo di colore del posto, tranne che l'uomo bianco era lì con contingenti di 1500 uomini, gli altri attaccavano con 20-30.000 e armati, esattamente come i nostri. Quindi insomma è stato quel momento lì della fine della vita di Zanella di cui non parla, però questo anno in cui lui non entra sulle campagne d'Africa, forse proprio per non inimicarsi qualche amicizia lì a Vicenza stessa. Però rimane il fatto che non c'è nessun isolamento culturale del poeta, rimane un isolamento che direi un'immersione nella natura, e attraverso le visioni della natura, per esempio attraverso la rondine che caccia la cicala, eccetera, lui fa dei raffronti con gli esseri umani, suoi coetanei o suoi concittadini, ed altri che sono naturalmente ancora in diverbio. Quindi in tutto il mio testo c'è questa contestazione di questo isolamento che si trova
appunto in tutti i libri. E del resto un'altra frase fatta che bisogna tirarsi via dalla testa è quello che diceva Croce. Cioè Croce ha sempre sostenuto che il poeta fosse un po' esanime, no? Che la sua poesia fosse una poesia da seminari. Sì, ma bisogna leggerla, non basta leggere il primo sonetto che parla della natura. Se uno approfondisce un po' di più l'argomento, capisce appunto che gli strali di Zanella non sono assolutamente più teneri degli strali del grande Dante di buona epoca. E del resto lui era un italiano anomalo, come lo erano quelli irriducibili, no? Come Dante, come Verdi, i quali erano capaci di buttare al macero la propria vita, pur però che la propria idea rimanesse integra. Una bella domanda questa, comunque. Allora, l'ultimissima domanda. Io ho assistito a una grande partecipazione collettiva di un paese a questo evento editoriale. Qui c'è il sindaco di Chiampo, c'è l'assessore alla cultura e vice sindaco del comune di Chiampo. Io ricordo un anniversario dello Zanella, dove un'intera via è stata chiusa al traffico e hanno potuto ascoltare le riflessioni di Mario Bardin e di avvicinarsi all'opera di Zanella ben 400 persone. È stata veramente una cosa straordinaria. Allora io vorrei chiudere questa chiacchierata proprio con un invito a una riflessione di Mario Bardin su che rapporto ha oggi la comunità di Chiampo con il suo poeta, che è uno dei poeti più importanti, come abbiamo capito, della nostra letteratura italiana. Pantarei, dice il filosofo greco, ossia i tempi di Zanella sono nettamente diversi dai tempi odierni. Io che ho vissuto ormai una cinquantina d'anni in quel paese, direi che quello che accomuna di più il cittadino di Chiampo al suo illustre predecessore Zanella è la partecipazione come bontà d'animo, come solidarietà umana. Io ho visto pochi paesi che hanno così tante istituzioni umanitarie, di gente che dà il proprio tempo, a volte il proprio denaro per gli altri e di cui neanche sappiamo niente, sì in senso cristiano ma anche in senso laico, e direi guai se non ci fossero queste associazioni, che poi erano le stesse associazioni, naturalmente molto amplificate, in cui Zanella andava ad insegnare a Vicenza, quindi il mutuo soccorso, quelli degli artigiani, eccetera. Ora questo sviluppo è diventato ancora più volontario, no? Noi abbiamo dei volontari che comprano una Croce Rossa, abbiamo dei volontari che assistono gli ammalati. Io guardo con stupore tutto quello che sta capitando, questo stato d'animo così propositivo, così benevolo di alcuni abitanti verso i propri concittadini più sfortunati. Ecco, direi che questa è l'eredità più bella che hanno raccolto da Zanella. Se permettete anche una seconda. Zanella, quando comincio a studiarlo, nessuno lo conosceva. Sapevano che c'era una piazza Zanella, una via Zanella e dove era nato vagamente. Beh, dopo 30 anni di spettacolo, di teatri, di letture, di libri, confortato da un'amministrazione comunale che è stata veramente generosa, da un editore illuminato, perché pochi potevano accettare le parafrasi e le schede fatte in questa maniera antitetica rispetto agli altri libri, beh, direi che grazie al lavoro del gruppo Giacomo Zanella, forse mio in particolare, abbiamo veramente avvicinato ancora di più il paese al suo poeta. Al punto che direi che oggi ogni cittadino, quasi ogni famiglia di Chiampo ne ha una copia, perché ne abbiamo fatto un numero straordinario. Sono andate via in maniera anche incredibilmente veloce e leggerle è tutt'altra cosa, però magari tra la parafrasi e la scheda ci si arriva, però quello spirito è rimasto. Quello spirito non è più evanescente come nell'88, centenario della nascita, in cui l'Accademia Olimpica benemerita, perché hanno pubblicato, entrano nel comune e portano dei tecnici di cui non si capiva niente. Adesso tutti possono capire e nel momento in cui una cosa si capisce, la si apprezza, e quando la si apprezza diventa propria. Bene, grazie a tutti. Bene, è bella l'ultima riflessione, vorrei richiamarla e sottolinearla. Lo Zanella ci ha lasciato un'attenzione sociale che vive ancora nelle nostre valli. Io sono di Valdagno, però è una valle parallela alla Valle di Chiampo,
dove proprio l'attenzione sociale fa veramente la differenza. E questo è il senso di civiltà di una stirpe, proprio il senso civico. E lo Zanella è uno dei nostri padri di questo nostro civismo. Grazie a tutti, grazie Presidente, prego. Intanto complimenti all'editore, perché la passione che ha messo nel presentare il libro, e si è capito anche la partecipazione che ci ha messo, che appunto va ben oltre a uno che appunto mette assieme un po' di testi e poi li manda in stampa. Senza nulla togliere a Chiampo, che ha tante cose, che sia chiaro, mi permetto all'editore ma anche allo scrittore: frequentate un po' Monticello Conteotto, perché una sensibilità, dico anche per divulgare l'opera, una sensibilità penso da paragonare a quella che c'è a Chiampo, la trovate anche a Monticello, proprio perché appunto la presenza fisica della villa dell'Abate Zanella, adesso di proprietà della Curia della diocesi, è una cosa visiva e fattiva che vedono ogni giorno, e appunto abbiamo anche lì, io abito lì vicino, abbiamo fatto qualche anno fa iniziative proprio per ricordare comunque la figura del poeta. Ma un'opera così va fatta e va resa, se possibile, fruibile a tantissimi sicuramente componenti di questa stirpe che nel nostro territorio per fortuna c'è. E lo dico anche da uno che ha frequentato una scuola Giacomo Zanella. A quei tempi gli insegnanti ci spiegavano per bene il significato e cosa voleva dire appunto l'intitolazione di un istituto scolastico a una persona appunto importante come Giacomo Zanella, e quindi è rimasta anche un po' nell'imprinting di tanti ragazzi questa presenza importante di una figura che sicuramente ha fatto la storia del Vicentino, del Veneto, ma dell'Italia in generale. Complimenti ancora. Grazie a lei.